TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Quando la sicurezza non va in vacanza. 800 telecamere attive H24, controlli in città e in spiaggia, agenti in borghese e pattugliamenti in strada. Dallo spaccio ai borseggi all'infortunistica stradale. Il lavoro della polizia locale del comune di Venezia al suo piano operativo di Ferragosto. Domani a sorvegliare il Ferragosto veneziano saranno operativi 160 agenti a coprire tutte le specialità. Controlli del territorio, polizia di navigazione con telelaser, controllo spiagge anche a bordo dei quad, il presidio dei punti nevralgici come Piazza Ferretto, Via Piave o Piazza San Marco. Ci saranno agenti impegnati in strada per controlli con etilometro per infortunistica stradale, come detto, sia in terraferma che al lido. Pattuglie appiedate con personale anche in borghese contro borseggiatori e spacciatori. Sotto la lente attività commerciali, locali pubblici e feste. Sempre attiva la centrale operativa che solo nella giornata di ieri ha aperto 103 fascicoli. Incidenti, segnalazioni, un intervento per codice rosso, ovvero violenze domestiche. Cambiamo argomento. L'ondata di caldo che sta interessando tutta Italia sta determinando condizioni di disagio anche in Veneto. Preso atto delle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria per la regione del Veneto emesso da ARPAV in data di oggi, in particolare sulla base delle previsioni per i giorni 15 e 16 agosto, formulate anche in forma di tendenza, allo scopo di informare gli enti destinatari con un congruo anticipo, ha consultato il dirigente medico reperibile di turno. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 15 al 16 agosto per le zone costiera, pianeggiante, continentale e pedemontana. Per segnalazioni e informazioni di ambito sociosanitario attivo il seguente numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di protezione civile è attivo il numero verde 800 990 009. Voltiamo pagina. Entra nella vivo la programmazione di Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica all'aperto organizzata dal settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Making Movie. L'estate di grande cinema all'aperto continua protagonista in Piazza Mercato a Marghera. Domani, per Ferragosto, l'Arena di Piazza Mercato si prende una piccola pausa. Ma sabato 16 agosto la programmazione riprende con Twisters di Lee Isaac Chung, spettacolare e commovente disaster movie, candidato a un Golden Globe. Una ex cacciatrice di tornado, segnata da un'esperienza traumatica, viene spinta a tornare sul campo per testare un nuovo sistema di tracciamento dei tornado. Domenica 17 agosto con US Palmese di Manetti Bros. Ci spostiamo a Palmi in Calabria dove un pensionato, Don Vincenzo, inizia a pensare all'idea di ingaggiare un astro nascente del calcio mondiale per farlo giocare nella squadra del luogo, la US Palmense, a Palmese appunto. Il film è candidato a 2 nastri d'argento. Lunedì 18 agosto serata di riposo o di eventuale recupero. 2 assi sul tavolo della rassegna Jesolo, un mare di bici. La kermesse prenderà avvio sabato 20 settembre e si concluderà il weekend del 18 e 19 ottobre. Un mese intenso che vedrà tutti i fine settimana ricchi di proposte adatte a tutti, gare di endurance, escursioni alla scoperta del territorio e della sua storia, incontri divulgativi con i protagonisti di questo sport, le immancabili gravel, poi gare ed emozionanti avventure per i più piccoli. Un grande evento per appassionati, famiglie e bambini che avranno anche l'occasione di incontrare 2 grandi protagonisti dello sport, Jader Fabbri e Giuseppe Saronni. Biologo, divulgatore scientifico e saggista, Jader Fabbri sarà presente sabato 27 settembre alle ore 19:30 in centro storico, illustrando il suo libro più recente Benessere, longevità e salute, come cambiare la tua vita con semplici strategie di brain and body hacking. Protagonista dell'edizione 2025 della pedalata con il campione sarà invece Giuseppe Saronni, classe 1957, è uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.